sotto le 10 unità di persone positive. Questa la mappatura della giornata. Grazie Elenia, con noi come ogni sera Giovanna Botteri da Pechino, che ringrazio, e il professor Andrea Crisanti, che insegna virologia all'Università di Padova. Professore, comincio da lei. Abbiamo visto insomma questi dati, come diceva Elenia Petacalvina, fanno ben sperare, però vorrei partire subito con questa domanda secca. L'Italia è ripartita, ma tutto questo la preoccupa moltissimo. Lei era uno di quelli che diceva che bisognava aspettare di più a riaprire. Perché? Perché ci stanno ancora questi casi, fondamentalmente, quindi mi avrebbe fatto piacere ripartire con meno casi. Sicuramente quando, diciamo, 3-4 settimane fa ho espresso la mia preoccupazione, sicuramente non avevamo ancora informazioni sulla sensibilità possibile del virus alla temperatura, perché questo sembra che in parte sia responsabile di questa diminuzione di casi, perché non stiamo facendo praticamente ben poco per limitare il contagio. Ecco, per spiegare a casa, lei dice i casi sono diminuiti perché chiaramente andiamo verso la stagione estiva, le temperature sono più alte, altrimenti il nostro comportamento non è virtuoso e quindi non sarebbe stato così, giusto? Guarda, quello che si vede nelle piazze, quello che si vede anche nelle ultime manifestazioni e sicuramente anche politiche non fanno pensare che tutti quanti abbiano tenuto dei comportamenti adeguati per prevenire il contagio. E il numero dei casi sembra non aumentare, quindi una spiegazione ci deve essere, chiaramente, no? L'unica spiegazione plausibile a questo punto è che molti coronavirus sono sensibili alla temperatura, la trasmissione diminuisce con la stagione estiva e quindi questa potrebbe essere una spiegazione. Guarda, il virus non scompare da solo. Quindi lei dà di fatto per scontata una nuova ondata nel momento in cui tornerà la stagione più rigida? Dipende com'è la dinamica dell'epidemia verso ottobre-novembre. Chiaramente se ci sono ancora posti in cui c'è alta trasmissione e noi permettiamo che persone arrivino da questi posti senza adeguati controlli, sicuramente il rischio c'è. Allora, professore, noi abbiamo avuto qui l'altra sera il professor Silvestri, che lei conosce, che della Emory University di Atlanta. Avremo domani il professor Zangrillo, che come sa ha fatto molto discutere con queste sue dichiarazioni rispetto al fatto che il virus sul piano clinico non c'è più. Lei non è d'accordo, ci vuole spiegare perché? Io vorrei che i telespettatori avessero un quadro anche delle opinioni che sono spesso divergenti. Come Giovanna giustamente evidenzia ogni sera, un giorno abbiamo qualcuno che dice il virus è così, un altro giorno qualcuno che ci dice il contrario. Ma guardi, io dire che il virus clinicamente non c'è più, io non ritengo che sia un'affermazione scientifica, perché clinicamente non vuol dire nulla, vuol dire semplicemente che non ci sono casi gravi o casi che richiedono l'ospedalizzazione, però la trasmissione c'è, perché se ci sono nuovi casi c'è trasmissione. Allora, se noi paracadutassimo nel tempo il professor Zangrillo a Bo il 10 gennaio direbbe la stessa cosa, ma ciononostante dopo è successo un autentico disastro. La trasmissione, la dinamica del virus purtroppo ancora non la conosciamo molto bene, e non conosciamo perché a un certo punto il virus ha bisogno di raggiungere un certo numero di casi di trasmissione per poter causare malattie gravi. Guardi, sicuramente a volte il virus è entrato nella seconda settimana, all'inizio della seconda settimana di gennaio. Ora, il primo caso grave ce l'abbiamo a metà febbraio. Nel frattempo il virus ha infettato 150 persone. C'è da chiedersi, ma perché il primo caso grave è arrivato così in ritardo? Non abbiamo una risposta a questa cosa. Quindi finché, guarda, io la penso in una maniera molto estrema. Ogni caso, anche un caso è un caso di troppo. Anche un caso è un caso di troppo. Anche un caso è un caso di troppo. Giovanna, vengo da te perché come vedi, insomma, no, le posizioni sono abbastanza opposte. Il dato è che il virus comunque, i numeri lo dicono, viene contenuto in questo momento e quella è una buona notizia. Esatto. È una buona notizia, ma nel resto questa mattina sono arrivate due cattive notizie. Una, l'Iran. Ricordiamo, l'Iran è un paese che sta in lockdown anche se si è aperto dall'inizio di febbraio. Ha avuto un picco di 3.500 contagi
E l'altro dato allarmante, un altro grandissimo paese come l'India, che da 2 mesi sta chiusa, ha avuto 10.000 contagi nelle ultime 24 ore. Questo indica che comunque il virus continua a girare e continua ad infettare e continua ad avere una sua aggressività. Questo è il motivo per cui ancora qui a Pechino non sono stati aperte le classi delle prime e delle seconde elementari. A me questa è una cosa che inquieta, perché evidentemente c'è ancora timore che questo virus possa colpire in qualche modo. Speriamo che non sia così. Ho finito il tempo. Cara Giovanna, questa cartolina tua aspetta da qualche giorno, aspetterà venerdì perché è una bella storia, la faremo vedere domani. Grazie Giovanna, grazie professor Crisanti, l'aspettiamo perché il suo punto di vista contribuisce al confronto. Lorella, da te. Sì, grazie Alberto. Ebbene, oggi, esattamente 16 anni fa,